Presidente, quanto sono importanti i valori in un club come il vostro? Moltissimo, è un club che nasce con un obiettivo preciso, servire al di sopra del proprio interesse, quindi i valori morali sono le fondamenta del nostro club che si occupa di attività di service, quindi di servizio nei confronti della comunità attraverso il sostegno a varie forme di attività che vanno dal sostegno ai giovani, a progetti di realizzazione sul territorio locale e soprattutto a grossi progetti internazionali di sostegno all'attività contro la polio, che è sicuramente il service più importante che viene svolto dal Rotary. Radicato a Venezia da molto tempo c'è anche un'altra tipologia di service che è l'Università della Terza Età. L'Università della Terza Età è uno dei nostri service più importanti che vede coinvolti anche molti dei nostri soci come parte attiva. Viene fornito un servizio alla cittadinanza attraverso il quale quasi 500 persone tutti gli anni hanno la possibilità di frequentare delle lezioni in più di 80 diverse discipline e quindi di ricevere da parte del Rotary Club un servizio per la loro formazione culturale quotidiana. Ultimissima domanda, ma il far parte di un sodalizio così importante significa anche essere molto presente nel territorio. Venezia lo capisce questo? Allora, da parte nostra c'è la volontà di essere sempre più presenti nel territorio. Questa è una città complessa, con una grandissima offerta. Noi pensiamo di poter dare il nostro contributo e di poter fare piano piano innamorare sempre di più i cittadini veneziani a quelli che sono gli ideali del Rotary Club. Buonasera a tutti, mi fa piacere vedervi ancora una volta così numerosi, anche perché questa è una delle serate, come ben sapete, più importanti per il nostro club, la serata della visita del governatore. Il governatore viene, porta il suo saluto, porta la parola del distretto, verifica, abbiamo avuto una riunione abbastanza lunga, ma non so che cosa vi dirà lui, però io devo dire che sono abbastanza contento. Ma soprattutto è una festa, perché l'arrivo del governatore è una festa che rinsalda quella che è la famiglia rotariana, quindi il messaggio del lavorare insieme e dell'amicizia viene in serate come queste ancora una volta ribadito e sostenuto. Ho in mano il collare, perché in questo momento, indossando il collare, assumo la carica di governatore e parlo da governatore. Nel momento in cui terminerò questo piccolo discorso, me lo toglierò perché vorrò ancora essere un socio tra i soci, perché questo secondo me è lo spirito del governatore, cioè una persona che si mette al servizio. Ovviamente saluto un grande amico Franco, Diego, che mi seguirà a breve in questo percorso, saluto la Presidente dell'Inner Wheel, saluto l'RD e i ragazzi del Rotaract, ma li saluto per un motivo molto semplice, perché personalmente, e qua apro una piccola parentesi, sapete perché diceva questo? Perché io da veneziano avevo mio nonno che era il gestore di quel distributore sotto il Ponte della Paglia e io da piccolo andavo alla pompa della benzina, perché forse qualcuno si ricorderà che bisognava pompare la benzina, perché non c'era il motorino elettrico, e quindi siccome non sono più riuscito a trovare una foto, ho detto al Presidente, beh, se qualcuno la trova mi fa un grande piacere. Era un gabbiettone verde proprio sotto il Ponte della Paglia. Beh, sì, devo dire che è per me un'emozione particolare trovarmi qui in questa sala, ma soprattutto è un'emozione venire a parlare davanti a un club storico, a un club così importante, a un club che ha fatto e continua a fare la storia del nostro distretto. Nell'incontro che abbiamo fatto oggi pomeriggio con il Presidente e con i vari componenti delle commissioni, chiedevo più volte alle persone che parlavano con me di raccontarmi il sentiment di questo club, di darmi degli spunti su questo club così importante. E una delle parole, forse la prima parola che è venuta fuori, è stata la parola orgoglio. Orgoglio di far parte di questo club e orgoglio di appartenenza.
Ed è una cosa che ho sentito, ma che vedo negli occhi delle persone che sono qui davanti a me. Allora, come lo racconto io questo orgoglio? Lo racconto in una maniera molto semplice. Quando ho avuto l'opportunità, mi è stato chiesto di fare il governatore, una delle cose che capita, per fortuna, al governatore è quello di andare a San Diego alla scuola dei governatori. È un'opportunità che non mi sono fatto mancare. Tuttavia, la storia dice, o meglio, le persone che mi hanno preceduto, quelle che in questo momento ho davanti a me nel cuore, mi hanno detto una cosa molto semplice: Massimo, attento, quando arrivi cerca di non prendere le stanze all'ultimo piano, perché se prendi le stanze all'ultimo piano sono alberghi, 2 torri da 42 piani, 3.500 persone. Se prendi la stanza all'ultimo piano non fai in tempo a scendere e non arrivi in tempo nelle aule delle lezioni e ti chiudono la porta e non fai più il governatore. Come non faccio più? No, ti chiudono, quindi ansia. Ti creavano un po' di ansia questi governatori, quasi ti dicevano devi fare. E allora io e mia moglie, da buoni italiani, cosa abbiamo fatto? Siamo andati il giorno prima. Così intanto vediamo. Vi spiego perché vi racconto questo. Perché nella sera in cui io stavo con mia moglie andando a cercare le aule dove dovevo essere presente il giorno dopo, salendo una scala mobile sono arrivato su un pianerottolo e mi sono trovato di fronte ad un polmone d'acciaio. Non so quanti di voi abbiano presente, si ricordino cos'è un polmone d'acciaio. Il polmone d'acciaio è uno strumento, una macchina, un aggeggio, un tubo di metallo dove erano costretti a vivere per tutta la loro vita, sottolineo, per tutta la loro vita, le persone che venivano colpite dalla poliomielite. Perché la poliomielite può prendere il midollo spinale, quindi paralizzare gli arti inferiori, però può prendere anche i muscoli respiratori. E quindi a quel tempo non c'era ancora la ventilazione assistita, per cui venivano infilati all'interno di questi polmoni, di questi cilindri, che avevano delle finestrelle attraverso le quali si poteva accudire la persona. Le persone erano dentro fino alla testa e dovevano guardare il mondo con uno specchio, ma soprattutto dovevano sperare che ci fosse qualcuno di buon animo che le desse da mangiare, perché non potevano muoversi. E allora, di fronte a quel polmone d'acciaio, io sono un medico, io purtroppo le ho viste le persone malate, ho visto anche un polmone d'acciaio, ho avuto per un attimo così il pensiero e ho detto, caspita, che fortunato che sono stato. Io sono nato esattamente 2 mesi dopo che è cominciata questa vaccinazione. E io sono stato un fortunato, perché potevo essere uno di loro. Ma ritorna la parola orgoglio, vi ricordate, vi ho parlato dell'orgoglio. Pensare che nel 1988 un rotariano come noi, un rotariano di Trieste, che si è trasferito a Treviglio, ha lanciato l'idea, andiamo a vaccinare, facciamo la vaccinazione. Beh, nel 1988 c'erano 165 paesi dove la poliomielite era presente, dove era endemica, e ogni giorno che Dio mandava sulla terra, 1000 persone venivano colpite dalla poliomielite, 365.000 persone all'anno venivano colpite. Oggi, grazie al Rotary, grazie a voi, grazie alle persone che hanno investito tempo, che hanno investito la loro vita, oggi ci sono solo 2 paesi endemici, l'Afghanistan e il Pakistan. La Nigeria ancora per qualche mese, ma sarà dichiarata polio free, e ci sono solo 78 persone. E allora questo mi rende orgoglioso, perché dico, se oggi siamo qui e
quando parlo a quei ragazzi, sapete cosa dico a quei ragazzi? Guardate le spalle, le braccia dei vostri genitori. Provate a guardare, sulla spalla destra c'è un cerchietto con tanti raggi. E tutti noi sappiamo che questo è l'antivaiolo, giusto? E perché loro non ce l'hanno più? Perché non ce l'hanno più il vaiolo? Perché è stato debellato. E allora dico, non possiamo fermarci. E l'orgoglio che io sento da rotariano, e l'orgoglio che ho sentito entrando in questo club, e l'orgoglio che ho visto quando qualcuno di voi, diverse persone di voi, hanno contribuito a questa lotta, donando e impegnandosi, io posso dire mi sento orgoglioso di essere rotariano e vi ringrazio perché sento questo orgoglio palpitare in questa magnifica sala che mi accoglie. Bene, questo è uno dei punti che mi rende orgoglioso. Ma un'altra cosa che ho colto nel vostro, diciamo così, incontro, ho colto quella voglia di essere squadra. E qualcuno mi è venuto vicino e mi ha detto: Massimo, scusa, correggi, non è essere squadra, siamo squadra. Siamo squadra. Cosa vuol dire essere squadra? Io penso che essere squadra sia la cosa più bella, perché una delle cose che Rotary ci chiede è quella che tutti insieme vogliamo produrre dei cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ciascuno di noi. Ma cosa vuol dire insieme? Sapete che l'ho sentito tante volte? Oggi nella riunione è venuta fuori la parola insieme. E allora dico, ma probabilmente la nostra forza è proprio quella di essere insieme. E allora penso, noi siamo tutti bravi nel donare, siamo tutti bravi nel fare, perché doniamo il nostro tempo, doniamo la cosa più preziosa che ne abbiamo, vero? Il tempo è la cosa più preziosa, nessuno ce lo può dare indietro. E quando noi doniamo, dice, io sono bravo, io dono, io mi occupo di disabilità, che senso ha che io entri nel Rotary? Che senso ha che io faccia associazione? Io potrei continuare a fare le mie cose da solo. Che senso ha che io mi leghi a un'associazione? È proprio qua il discorso, è proprio quello, la forza di un'associazione, perché insieme possiamo fare tante cose. Da soli non riusciamo a modificare le condizioni di vita delle persone, non riusciamo a incidere. Probabilmente se uno di voi si impegnasse nell'università della terza età, probabilmente non ci sarebbero 4.500 ore impegnate, probabilmente non ci sarebbe un impatto di 400 persone, mi diceva la Federica prima. Perché uno, cosa vuoi? Può fare quello che può fare uno, ma 10 possono fare tanti. Pensate se questi 10 diventano 1.200.000 persone, e se invece di 1.200.000 persone diventiamo tanti, questo è già uno dei motivi per essere associazione. Che dopo questa associazione si chiami bocciofila o Rotary, ovvio che la differenza la fa i valori che noi abbiamo, i valori che ci sono di guida. Sono queste le cose che ci fanno la nostra differenza, quelle cose che ci fanno dire sono rotariano. Caspita. E vedete, un'altra cosa che mi viene da pensare, voi non so se il vostro presidente vi ha fatto vedere. Quando ho chiamato i presidenti al SIPE, al seminario di informazione per presidenti eletti, e assieme alla parte, diciamo così, discorsiva, in cui ho raccontato alcune cose, a un certo punto li ho portati in una sala. Li ho portati in una sala a parte, gli ho dato una maglietta bianca e insieme i presidenti e i partner che erano presenti, eravamo 120 persone, insieme, tutti insieme, abbiamo confezionato, abbiamo preparato 35.000 pasti in quasi 2 ore. Abbiamo inserito all'interno di sacchetti di plastica del riso, della soia, delle vitamine e delle verdure liofilizzate, li abbiamo chiusi, sigillati, e questi pacchi,
35.000 pasti sono stati spediti e stanno arrivando in Burkina Faso e daranno da mangiare a 116 bambini per un anno. Voi mi direte, Massimo, smettila di prendermi in giro, qua ci stai raccontando le fiabe. Cosa vuoi che siano 116 bambini per un anno quando ci sono milioni di bambini che muoiono di fame? Tu hai buttato una goccia nel mare, non serve a niente. Alt. In quei paesi i bambini vanno a scuola perché mangiano e solo perché mangiano vanno a scuola. E quindi quei 35.000 pasti che i presidenti e insieme abbiamo confezionato serviranno per sperare di cambiare la vita di questi 116 bambini, perché andando a scuola forse riusciranno a modificare le loro condizioni di vita, forse riusciranno a cambiare. Ma perché ve l'ho raccontato? Perché io e Paolo, anche se Paolo è bravo, più bravo di me, forse insieme io e lui avremmo fatto, se no, 150 pasti e non avremmo cambiato la vita a 116 persone. Ecco perché vi dico che tutti insieme, questo club così forte, così orgoglioso, così storico, così ben radicato sul territorio, è questa la forza che può usare, quello di lavorare insieme, di essere coinvolti. Ma soprattutto vi chiedo di trasmettere l'entusiasmo che avete nel fare, perché questa è l'unica arma che ci fa diventare diversi, che ci fa capire di essere in grado di dare. Ma forse voi domanderete, ma scusa, ma il governatore di solito viene qui per raccontare il motto dell'anno. Tu fino adesso ci hai raccontato tante belle storielle, ma non hai raccontato il motto dell'anno. Beh, ve lo racconto subito. È molto semplice. Malone, il nostro presidente, ha raccontato che lui stava camminando nell'aeroporto di New York, stava camminando sul corridoio perché il suo aereo non era partito in tempo e con la moglie camminava e guardava a destra e a sinistra e vedeva i gate che erano pronti dove partivano per il Laos, per Hong Kong, per Parigi, eccetera, e quindi guardava e vedeva che all'interno dei gate le persone parlavano fra di loro. All'interno dei gate le persone parlavano fra di loro. Quando uscivano non parlavano più fra di loro. Ha detto no, questo non è il Rotary. Il Rotary è tutt'altra cosa. Il Rotary è quella organizzazione che connette il mondo, perché ci avete mai pensato? Quella ragazza che viene in scambio giovani è arrivata qua. E qual è quell'organizzazione che ci permette di mandare i ragazzi in giro per il mondo e non ci chiede niente in cambio? E siamo sicuri che i nostri figli, quando vanno all'estero o vanno fuori, andranno in una famiglia rotariana o una famiglia legata al Rotary. Qual è quell'organizzazione che ci permette, voi tutti, qua ho conosciuto prima il socio di Roma, ho sentito che c'è un socio di Bologna, un altro socio, mi scappa il nome, chiedo scusa. Dov'è quello? Sapete che noi possiamo girare il mondo e girando il mondo troveremo sempre un rotariano pronto a tenderci la mano, a dire eccomi qua, sono qua ad aiutarti. Ma qual è che l'organizzazione? Questa è una forza incredibile, questo è il Rotary che connette il mondo, questa è la nostra capacità di connessione. Chiudo dicendo ancora due cose. Vi devo dire grazie, perché questo è un club che nella sua storia, lunga storia, ha donato tanto alla Rotary Foundation. Ha donato, pensate un attimo dentro di voi, bene, adesso ve lo dico, ha donato più di $180.000 nella sua storia. È una quantità importante. E all'interno di questo ci sono dei soci che hanno voluto partecipare personalmente a questa donazione e quindi hanno donato anche personalmente, di questo li ringrazio. Perché c'è chi ha donato per il fondo annuale, c'è chi ha donato per la polio. E questo per me è un valore aggiunto. Dopo il Presidente, se vuole, potrà dire i nomi. Non spetta a me. Io voglio solo dire grazie alle persone che sanno di aver donato.
E vedete, perché lo dico questo? Perché la cosa più bella che noi possiamo fare è donare. Vedete, io sono la persona più fortunata di questa terra, a me non manca niente, io non ho bisogno di niente, io ho una moglie, ho una figlia, ho un lavoro, ho la salute. Cosa mi può mancare? Niente. Quando c'è questa felicità all'interno della tua famiglia e all'interno del tuo mondo, cosa ti può succedere di bello? Beh, banalmente, mia figlia che fa un esame e le va bene. Caspita, è una gioia incredibile per un papà e per una mamma. Per cui cosa si fa? Festeggiamo, offro da bere. Ecco, io ho deciso assieme a mia moglie di non offrire da bere ai miei amici vicini, ma ai miei amici lontani. E quindi ogni volta che c'è qualcosa di bello nella mia vita, ripeto, e per fortuna ne ho tante volte di cose belle, io prendo e dono, perché sono sicuro che ci sarà qualcuno che magari potrà sorridere, anche solo per un attimo, ma quel sorriso mi pagherà di tutto quel dono che io faccio, perché ne avrò molto di più. E quindi vi dico, se vi capita, pensate al concetto del dono, perché il dono è la cosa più bella che noi possiamo fare. Non importa, si può donare il tempo, si può donare soldi, si può donare anche il servizio, ma l'importante è sapere che noi rotariani abbiamo dentro di noi una cosa molto bella, la capacità e la forza del dono. Chiudo con una piccola chiosa. Vedete, oggi ai ragazzi, quei ragazzi là, ho raccontato una cosa. Ho detto, vedete, voi avete un esempio, un mentore molto importante in Diego Vianello. Diego Vianello è un rotaractiano, è entrato in questo club, ha fatto il suo percorso da rotariano, ha fatto il presidente e adesso si ritrova a fare il governatore a breve. Questo è l'esempio di come all'interno della famiglia si può rimanere. Qual è il problema? Qual è la cosa che mi sento dire non solo dai rotarattiani, ma anche da tanti soci in cui dici, dai, vieni a fare il socio. Mi piacerebbe tanto, sai, ma non ho tempo. E questa è una risposta che mi sento dire tanto spesso. E allora sapete cosa racconto io? Racconto che quando io sono entrato nel Rotary, o meglio mi hanno chiesto di entrare nel Rotary, sapete che la persona che più mi ha osteggiato in questo entrare nel Rotary è stata mia moglie, la quale mi ha detto, ma non hai altre cose da fare? Ma hai tutto questo tempo da buttare? E io ho detto, va bene, voi provate a pensare cosa può aver pensato mia moglie quando ho detto faccio il presidente, oppure quando mi hanno chiamato a fare l'assistente. Beh, allora dimmi che hai sposato Rotary, vero? Altro che me. Questa è una cosa normalissima. Non so quanti di voi se lo sono sentiti dire, ma io me lo sono sentito dire. Poi non pensate quando ho detto mi hanno chiesto di fare il governatore, ho rischiato la crisi. Cos'è cambiato? È cambiato una cosa. Nel momento in cui siamo andati a San Diego, io e mia moglie, abbiamo fatto una piccola scuola. Io ho fatto un percorso di formazione e lei ha fatto un percorso di formazione. A lei sono stati spiegati dei valori del Rotary, sono state spiegate cos'è il Rotary, cosa fa il Rotary e come si può essere ingaggiati nel Rotary anche senza essere rotariani. Bene, da quel momento mia moglie è diventata la mia partner anche in questo percorso e mi segue sempre. E insieme condividiamo tante cose. Che cosa vuol dire questo? Semplicemente, quando mi è stato chiesto di fare il governatore, la prima cosa che mi hanno detto è ma ti prenderai vero aspettativa? No, gli ho detto io continuo a lavorare, io stamattina ero al lavoro, perché devo continuare a lavorare, perché se non lavoro non mangio, no? Allora qual è stato il momento più importante? Il coinvolgimento della famiglia. Non io, Mark Maloney dice, attenzione, non trovatevi mai a dover mettere in contrapposizione il Rotary con la famiglia, perché quando metterete in contrapposizione il Rotary con la famiglia siate certi che il Rotary perderà sempre.
Per cui facciamo entrare la famiglia nel Rotary. Non vuol dire far diventare le famiglie rotariane, ma coinvolgiamoli nei nostri progetti, coinvolgiamoli nelle nostre riunioni, coinvolgiamoli nel nostro agire. Vedrete che non avremo solo un aumento di un'unità, avremo una forza di impatto importante. Questa è la famiglia rotariana che abbiamo visto e che il rappresentante distrettuale oggi, Alberto Genesini, ha sottolineato. La famiglia rotariana è tutti noi insieme. E allora quando sento che questo club, Paolo, con la Presidente Linerwill ha detto lavoriamo insieme perché ci troviamo assieme, questa è la famiglia, continuate a fare questa famiglia. Questo è quello che io volevo comunicarvi, semplicemente per dirvi che questo è il Rotary che mi piace e spero che questo sia il Rotary che vi piace. Buona serata.